e passiamo dall'estate all'inverno. Beh, detta così, diciamo che è un fattore importante perché sono tornate le nevicate sulle nostre Dolomiti e sulle Alpi ben oltre i 2200 metri. Questo per il flusso di aria freddata che è riuscita dunque a sfondare sul nord Italia per portare soprattutto forti temporali la giornata di martedì. Lo abbiamo assistito, hanno raggiunto anche l'Alto Adriatico fino alle Marche e quindi guardate un bel po' come andrà a evolvere la situazione, come almeno fino al 14 del mese la permanenza, come vedete, di questo piccolo nocciolo freddo sulla Polonia, quindi praticamente quasi sul centro Europa, continuerà a portare temporali e piogge frequenti sempre anche sulla nostra penisola, soprattutto lungo il versante adriatico, ma comunque gran parte del nord e in parte anche sul versante appenninico centrale riceveremo delle precipitazioni temporalesche. Intanto andiamo a vedere proprio come nel corso di questi giorni da depressione ha appunto scaturito la fase instabile, portando quindi forti temporali, disagi ovviamente dovuti al maltempo che ha insistito proprio in questi giorni. Il fronte freddo però lascerà spazio poi a tempo più soleggiato. Le giornate di mercoledì, come vedete, sarà in gran parte comunque con cielo sereno o poco nuvoloso, quindi subiremo un miglioramento del tempo, al mattino qualche residuo fenomeno solamente lungo il versante adriatico centrale, sulle zone lungo le coste, e poi avremo comunque soleggiato su gran parte dei settori, senza precipitazioni, ventilazione comunque da nord piuttosto sostenuta, con valori massimi che, pensate, al nord rimarranno attorno ai 25-28 gradi, quindi un clima totalmente diverso, così anche sul medio adriatico. Quindi vi ricordo, solamente al sud potremo ancora superare i 32 gradi, specie sulla Sicilia, e poi tra giovedì e venerdì la saccatura propagherà l'aria fresca proprio sull'intera penisola, e quindi subiremo un calo termico importante anche al sud, dove qui non supereremo i 31 gradi. Insomma, un clima totalmente diverso. Avremo dei acquazzoni pomeridiani proprio nella giornata di giovedì pomeriggio sugli Alpi occidentali, e poi nel corso della giornata di venerdì anche localmente su quelle orientali, quindi avremo questa occasione, questo minimo disposto sulla Spagna che tende ad avvicinarsi sempre più sul mar Mediterraneo, con vedete questa anomalia anticiclonica situata sulla Gran Bretagna, che consente quindi questo minimo di continuare a ruotare quindi proprio sulla posizione del centro Europa, e quindi a portare, come vedete, la giornata di sabato ulteriore instabilità, la possibilità che tutto quanto il nord, quindi le alte pianure, vedano lo sconfinamento dei temporali dal pomeriggio verso le zone di alta pianura, quindi compreso il Piemonte, anche la Lombardia, il Veneto, il Friuli. Queste le aree più coinvolte, come vedete, si avvicinerà sempre più il minimo depressionario, che poi, attenzione, nella giornata di domenica potrà scaturire una fase molto più instabile, quindi attenzione, perché proprio domenica è il rischio che assisteremo ad una fase di nuovo maltempo, nuova instabilità diffusa non solo al nord con temporali forti, ma anche sull'Appennino centrale e nuovamente sulla Toscana fino alle Marche. La Sardegna sembra essere colpita, ma ne riparleremo perché, vista la distanza temporale, è tutto da confermare, e quindi ne riparleremo nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo. Iscriviti al canale.